Conf Cooperative Territoriale di Pordenone ha celebrato il traguardo dei 70 anni di attività, essendosi costituita nel 1951. Un convegno nella Sala Giuliani della Fiera di Pordenone, lo scorso 27 novembre, ha celebrato l'importante ricorrenza. Dalla prima latteria sorta nel 1882 a Maniago alle sfide odierne dell'era del Covid-19, oggi la cooperazione pesa per il 10% dell'intero panorama occupazionale del territorio del Friuli occidentale. A fare il punto uno studio realizzato dal professor Daniele Marini, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università di Padova. Tanti momenti significativi della giornata, tra questi la premiazione dell'unica cooperativa ancora attiva tra quelle fondatrici nel 1951, la Latteria di Palse, e una di quelle di più recente costituzione, la cooperativa di comunità Insieme di Meduno, oltre al neocostituito gruppo giovani di Conf Cooperative Pordenone.